Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E allora siamo sempre qua, siamo sempre noi. Buongiorno Davide Stefanelli, Leandro Maggi. Ancora buongiorno, benvenuti. Questa è Diva FM, Radio Colbe Rovigo e Made in Polesine Web TV. E questa siamo noi. Questi siamo noi. E adesso siamo prontissimi per iniziare una nuova puntata di Made in Polesine. Guarda caso, anche oggi abbiamo dei titoli molto importanti, molto interessanti e che andiamo ovviamente subito a leggere. Posso andare? Ma io sono pronto col mio jingle. Maestro, vado allora. Allora, primo, arrivano gli ispettori ambientali. Poi, settimana del paesaggio. 500 bauli contro il lockdown. E là, 500 bauli. Poi tamponi H24. E qua qualcuno mi faccio tamponare un po' anch'io. Vabbè, dai. Dai. Ultimo ma non ultimo, vittoria sempre più in alto. Ecco qua, questi i titoli di oggi all'interno di Made in Polesine. Noi ci sentiamo, brevissima pausa e torniamo tra pochissimo. E allora, siamo pronti per iniziare la vera e propria puntata di oggi di Made in Polesine. Primo titolo, come già annunciato, arrivano gli ispettori ambientali. Allora, ne avevamo già parlato tempo fa, era una proposta, però adesso a quanto pare... Accennato, c'era stata la presentazione, comunque dai primi di novembre cominciano gli ispettori ambientali. Secondo comune della provincia di Rovigo, dopo Rovigo e Taglio di Po. E il vice sindaco Alberto Fioravanti ha presentato appunto che ci saranno da 1 a 3 ispettori che saranno poi contrassegnati col cartellino, con la macchina eccetera, che visiteranno, controlleranno dove si buttano le immondizie, specialmente nell'ecocentro, quando è chiuso la gente fa il disastro, oppure sull'argine eccetera, ed è una bella iniziativa sicuramente, anche per dare un minimo di senso civico alle persone, obbligarle a rispettare un minimo di controlli e un minimo di protocolli da seguire. Questi ispettori potranno fare dei verbali che poi dopo andranno al comune, il comune provvederà attraverso gli organi preposti che sono i vigili eccetera anche a farle le multe. Ricordiamo che la multa è di 150 euro per chi lascia le cose abbandonate sulle strade del paese e in particolar modo anche nell'ecocentro, ricordando che nell'ecocentro ci sono le telecamere eccetera, quindi di multe ne hanno già fatte tante. Ciò nonostante la gente continua a buttare le cose così lì, e sull'argine sono 400 euro di multa. Si avveranno le multe per fermare questa inciviltà? Speriamo, di solito la multa blocca un po' di cose. Tra l'altro gli ispettori potranno anche controllare nei sacchi, specialmente poi sugli argini, se nei sacchi ci sono degli indirizzi, qualcosa, poi dopo faranno anche delle indagini, e potranno anche controllare se l'umido è nell'umido, il secco è nel secco eccetera, e la plastica è nella plastica. Allora, da una parte ne sono contento, ho sempre perplessità quando si aggiungono altre persone che controllano chi, perché poi dopo più gente controlla, più dopo si danno dei poteri a persone che magari non sono qualificate, però questa mi sembra una buona idea. Nonostante sia un polemica ad oltranza, questa volta secondo me è una cosa fatta bene. Potrebbe essere una soluzione, un deterrente se vogliamo per fare certe cose, però, anche se io penso che ma qualcosina potrebbe anche fare, ma non si risolverà il problema. No, bisogna cominciare a fare tante multe, allora magari sai, è come l'autovelox, la prendi una volta, vabbè. E dopo... Ma quando ne prendi 4-5 dopo rallenti. Va bene. Vedremo un po' comunque ispettori ambientali, Taglio di Po, secondo paese del provincia di Rovigo, dopo il nostro capoluogo. Vediamo se altri paesi si allineano a questa cosa, perché poi potrebbe essere che tu vai a portare l'argine ad Ariano. Vabbè, perché Taglio di Po ci multano, ma di là insomma. Ma ti faccio un esempio, finisco. C'è stato un periodo che nella vicina Ariano Ferrarese, che in Emilia, non c'era la differenziata. Sì. Allora c'erano i 4 bidoni nelle case, secco, umido, plastica ed Ariano. Quindi quando avevi una cosa da portare non sapevi dove, la portavi da Ariano. Di là. Vabbè. Dai. Allora, ci fermiamo, brevissima pausa, torniamo per ovviamente continuare Made in Polesine. Allora siamo rientrati e siamo pronti per continuare Made in Polesine, come sempre su Radio Diva FM e anche su Radio Colbe Rovigo, naturalmente anche sulla nostra web TV Made in Polesine. Allora,
Secondo titolo, Settimana del paesaggio. Cos'è? Allora, è una celebrazione di ventennale della firma della Convenzione Europea del Paesaggio che era appunto avvenuta il 20 ottobre del 2000 a Firenze. Allora, è un progetto culturale, secondo me molto interessante, che in una settimana tocca 3 comuni. Fratta Polesine è stato sabato scorso 17 ottobre, venerdì ad Adria, sabato ad Adria e sabato anche a San Basilio nel pomeriggio. Sì. Allora, innanzitutto è una cosa fatta con le associazioni Attive Terre, Cantieri Culturali Creativi, Focus, Leonardo da Vinci e Manegium, scusa. Ed è una cosa secondo me interessante, perché capire il paesaggio quanto può influire sul nostro star bene, eccetera. Sì. Abbiamo parlato la settimana scorsa che molti paesi attraverso la street art stanno diventando musei a cielo aperto, e questo secondo me questi congressi sottolineano questo fatto, cioè abitare in un bel paesaggio curato, eccetera. Ne abbiamo parlato 2 secondi fa nel primo spot delle persone che buttano le immondizie nell'argine, eccetera. Ecco, secondo me si affianca molto questa iniziativa per far capire che un paesaggio adeguatamente pulito, importante e messo bene può aiutare veramente a star tutti meglio. Visto che il programma di sabato è già passato 17 al Teatro Acre di Fratta Polesine, ricordiamo che venerdì all'Ostello a Molara. Purtroppo sappiamo che con le nuove direttive Covid non si possono fare congressi, eccetera, quindi sarà fatto virtualmente questo sia venerdì che sabato pomeriggio e sabato sera attraverso le telecamere di Made in Polesine, Guarda caso. con uno streaming Facebook live. Sì, quindi se volete seguirlo sarà fatto sia sulle pagine istituzionali di Attive Terre, Cantieri Culturali Creativi, Focus, Leonardo da Vinci e Manegium, ma non solo e non ultimo anche, tra l'altro, se chiedo all'editore se possiamo, ci sarà su Made in Polesine ma anche su Radio Diva, se possiamo condividere possiamo metterla senz'altro. Questa è una bella iniziativa. Settimana del paesaggio, bella cosa, bella iniziativa. Dai, ci sentiamo tra poco. E allora siamo pronti per proseguire questa puntatona di oggi di Made in Polesine. Adesso terzo titolo che andiamo ad affrontare: 500 bauli contro il lockdown. 500 bauli. Allora, sabato 10 ottobre, quindi 2 sabati fa e mezzo, c'è stata una manifestazione degli operatori e di chi lavora nel mondo dello spettacolo, perché uno dei settori sicuramente più colpiti è proprio il mondo dello spettacolo. Certo. Con questa ultima poi giro di vite anti-Covid che è stata fatta appunto domenica, e poi probabilmente ne arriveranno ancora più restrittive, e effettivamente il mondo dello spettacolo è in grossissima difficoltà. E quello che dispiace è molto che nell'immaginario chi lavora su questo settore non è considerato un lavoratore, però ricordiamo che nella musica, cinema, service, operatori, artisti, eccetera, ci sono migliaia e migliaia di persone con un indotto di qualche miliardo, e chiudere questo è veramente una cosa molto ma molto negativa. Cosa fare? Allora, innanzitutto solidarietà a tutti gli operatori del settore, noi compresi, perché ci lavoriamo su questo. Molte serate ci sono saltate perché purtroppo non si possono fare più serate. È cosa buona e giusta chiudere i locali alle 24, alle 23 addirittura? Non lo so, secondo me non è questo che può... Non conta niente. No, non conta niente, conta magari qualcosa, sì, però ricordiamo che basta andare in una qualsiasi metropolitana di una qualsiasi città italiana e vediamo che le norme non sono rispettate proprio per una questione logistica. Quindi è molto più facile, secondo me, prendere lì il virus che prenderlo magari seduti a cena, eccetera, eccetera, eccetera. Chi siamo noi, come abbiamo sempre detto, queste persone le paghiamo, i nostri politici eccetera, perché ci risolvano i problemi, quindi abbiamo fiducia. Poi diciamo, i ragazzi praticamente una volta chiusi i locali non è che se ne vanno poi a casa o a letto, insomma, poi si ritrovano, che ne so, in piazza, in qualsiasi piazza, e fanno lì un po' di bagarre comunque, e sono tutti raggruppati. Sì, ma però... uno dei problemi è che ogni volta si colpevolizzano i ragazzi, pensando che i ragazzi non riescano a gestirsi le cose. Io penso che il 90%
dei contagi non avvengano attraverso i giovani, ma anche alle persone un po' più adulte. Ricordiamo che nelle scuole, nonostante i tamponi che si sono fatti, c'è una percentuale bassissima di persone positive, quindi questo già potrebbe bastare a far capire che non sono i giovani i più grandi veicoli ma però, siccome siamo in una società fondamentalmente anziana, i giovani ci fanno paura. Sì, ma questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia, ecco, sì, ma questa è un'altra storia. Vabbè, comunque solidarietà, lo diciamo quasi ogni puntata di Made in Polesine, agli amici dello spettacolo, noi compresi. Speriamo che le cose si risolvano e speriamo soprattutto che o si diano degli ammortizzatori, quindi degli incentivi, qualcosa. Sono molto spesso qua la vedo molto brutta. Sì, molto spesso sono lavori sì, precari, però, quindi sì, molto dai, spesso non prenderanno niente. Ma poi non ultimo il fatto che insomma non si parla in questa seconda ondata neanche di incentivi dei famosi 600 euro al mese, qua non si parla più di niente di soldi, sì. E quindi sarà veramente, se le cose continuano così e se il giro di vite sarà ancora più stretto, un periodo di lacrime e sangue. Poi, anche perché dobbiamo ribadire che alcuni indennizi proprio della primavera scorsa devono ancora arrivare, quindi parlare adesso di ulteriori diciamo indennizi è veramente fuori luogo, sì, quando arriveranno, cioè, ma poi la gente ha bisogno comunque adesso, non è che può aspettare un anno perché arrivi che so, una cassa integrazione e così via. Vabbè, dai, ma poi tutti questi esperti, per favore, tacete un pochino, perché gli esperti che cominciano a dire che ci sarà un lockdown a Natale, non voglio di parolacce, sì. però vuol dire bloccare un'economia già in partenza, perché la gente allora non prenota i viaggi, la gente non prenota i ristoranti, la gente non si sposa, la gente quindi ristoranti che non fanno matrimoni, cresime, comunione, quest'altra, per favore tappatevi la bocca, lasciate parlare meno gente possibile, ma soprattutto gente che sappia cosa dice. Vabbè. Questo è vero, dai. Allora, abbiamo così esaurito anche questo nostro argomento. Tra pochissimo per continuare Made in Polesine. E così siamo nel bel mezzo della nostra puntata di oggi. Adesso un altro titolo molto importante, molto interessante. Parliamo di tamponi. Tamponi addirittura H24, cioè si potranno fare in qualsiasi ora della giornata, della notte. Allora, la notizia l'ho letta proprio stamattina, è già un paio di giorni che gira, perché la Regione Veneto ha indicato ogni ULSS provinciale per fare appunto questi tamponi 24. Noi abbiamo l'ospedale di Rovigo che dalle 8 alle 20 farà questi tamponi rapidi all'interno dell'ospedale, e dalle 20, quindi dalle ore 8 di sera alle ore 8 di mattina, nella tenda davanti al pronto soccorso. È una cosa molto molto importante. Innanzitutto, onestamente non so se uno può andare lì e farsi fare, oppure ci vuole l'impegnativa del medico. Questo non l'ho letto, almeno negli articoli che ho seguito, e quindi chiedo scusa per questa mia mancanza. Però questa qua è una cosa importante, nel senso che il tampone rapido te lo danno entro 30 minuti, quindi eviteresti magari che uno che ha il sospetto di essere positivo lo mettono in quarantena perché c'è il sospetto che sia positivo, e dopo magari non è neanche positivo ed è una settimana che fermo in casa, che magari ha dovuto rinunciare a altri impegni, altre cose personali. Quindi questa qua è una buona notizia. Ricordiamo che anche la chiesa la scuola di Catiepolo, Portotolle, anche lì c'era un paio di ragazzini positivi, hanno fatto i tamponi rapidi, quindi nel giro di pochissimo tempo le scuole potranno essere riaperte, invece di mettere tutta la classe, professori, maestri e bidelli compresi in quarantena. Ecco, secondo me questa è una delle cose che potrebbero fare una svolta, perché effettivamente tante persone che sono in quarantena, come si dice, precauzionale, diciamo, potrebbero non essere positivi e potrebbero ricontinuare la loro vita, basta magari c'aveva solo un po' di tosse, un po' di febbre per altre cose, e quindi questa è veramente una buona notizia. Ricordiamo in ogni caso che in Veneto c'è il secondo livello di allerta e ci sono ancora 50 persone in terapia intensiva. Ultima polemica delle polemiche, siccome si insiste tanto per scaricare l'app Immuni, io l'ho scaricata, però
penso anche di cancellarla perché non conta assolutamente Non conta niente. Mi prendo la responsabilità di quello che dico, però abbiamo visto anche alcuni servizi in TV dove si faceva vedere che gli organi preposti per segnalare, per controllare eccetera sono intasati e quindi non rispondono al telefono, non rispondono alle segnalazioni eccetera eccetera. Oppure vieni bypassato da un ente all'altro, nel senso, esatto. Tu chiami, guarda, devi chiamare questo numero, chiami l'altro numero, devi chiamare l'altro, e quindi è un po' quello che succede un po' dappertutto quando chiami anche in generale, sì, qualsiasi parte, non arrivi mai subito immediatamente al dunque, come si vuol dire. Ci vuole fisico. Devi fare 4-5 telefonate sperando sempre che ti rispondano poi. Ci vuole fisico. Dai. Vabbè, detto questo, comunque tamponi H24, l'ospedale di Rovigo, se vi può interessare magari informatevi facendo colpo di telefono oppure sentendo il vostro medico di fiducia, il vostro medico personale, dalle 8 alle 20 al giorno dentro l'ospedale, e mentre nella tenda allestita davanti al pronto soccorso dalle 20 alle 8 di mattino. Dai, allora ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. E questo, miei cari, è l'ultimo argomento di oggi che andiamo ad affrontare all'interno di Made in Polesine di questa settimana. Quindi parliamo di vittoria, non voglio dire anticipare, sì, anche se si capisce, no? Vittoria sempre più in alto. Allora, c'è un'eccellenza polesana che sono i cantieri navali Vittoria di Adria. Eccoli qua. Perché ne parliamo? Ne abbiamo parlato, penso, abbiamo già parlato parecchie volte, insomma, 270 sì. puntate, minimo altre 4-5 volte, perché sono un'eccellenza, specialmente nella cantieristica in alluminio, che viene usata queste loro imbarcazioni da molte marinerie militari. Ricordiamo sia quella italiana che quella tunisina eccetera, quindi ha fatto dei lavori straordinari, ricordando che è una delle poche aziende che hanno commesse per tutto il 2024-25, quindi questo buon segno. Certo. Però ricordando che al timone dell'azienda c'è stato un cambio tra i cugini, quindi adesso è Paolo Duomi, sembra il nuovo presidente di questo cantiere navale, e hanno deciso di inaugurare la divisione Super Yacht. Cos'è? Super Yacht. Super Yacht, quindi con yacht che arrivano fino a 50 metri. Ci sono addirittura hanno messo in cantiere uno yacht con la piattaforma per l'elicottero e la piscina, e quindi è una cosa veramente importante. Alto livello, dai. Sì, pensati per lunghe navigazioni e per il charter. Quindi è tra l'altro in fase di costruzione già adesso un'imbarcazione di 26 metri che rispecchia pienamente la filosofia costruttiva di Vittoria, quindi uno yacht veramente ad altissimo livello sia tecnologico che di lusso. Quindi la nicchia del lusso ancora tira, e ci fa piacere che i cantieri navali di Vittoria e di Adria siano riusciti ad inserirsi anche in questo straordinario contesto settore. Bellissimo, Chapeau, veramente questo è il nostro fiore all'occhiello del Polesine. Sì, ci teniamo sempre a citare questa azienda perché veramente ci fa onore, insomma. Caspita, sono bravi. Nella nostra vicina Adria, diciamo, ecco, francamente. Allora, abbiamo così di fatto concluso la puntata di oggi di Made in Polesine. Noi ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. E così siamo veramente in conclusione di appuntamento. Come sempre vi ringraziamo del vostro gentilissimo ascolto, però prima volevamo ricordarvi ancora una volta questa nostra puntata in diretta. Questa nostra puntata in diretta che avverrà esattamente venerdì e sabato. Perfetto, quindi venerdì 23 ottobre in diretta streaming dall'Ostello a Molara dalle ore 21. Seguiremo tutte le varie attività. Ci sarà anche l'intervento del filosofo Cristiano Vidali, un giovane filosofo di grandissimo talento di taglio di Po. Poi ci sarà la performance spettacolo del gruppo Voci Confinanti questo venerdì. Poi sabato saremo nel pomeriggio dalle 15:30 al sito archeologico di San Basilio, e finale Ostello a Molara sempre a Adria, sempre sabato dalle ore 21. Quindi vi aspettiamo, collegatevi, è una cosa interessante, non visto mancate. che non ci si può andare. Sì, visto che basta insomma avere una connessione internet e la cosa è il gioco è fatto. Quindi volevo ribadire in sostanza, anche perché magari qualcuno qualche data e magari quando ascolta la trasmissione poi magari il sabato è già passata, quindi che magari qualcuno si dà, questi mi ricordano un
un evento che è già passato. Ecco, noi siamo in diretta giovedì 22 oggi. Ecco, 22 ecco, quindi giovedì ottobre. è la prima messa in onda, quindi la diretta e poi le varie repliche che si susseguono durante il fine settimana, sia su Radio Diva e anche su Radio Colbe. E quindi Ecco, noi siamo adesso in Siamo diretta qua. giovedì 22 ecco. Oh, ottobre. Bene, con questo vi ringraziamo della vostra gentile ascolto, ci sentiamo la prossima settimana. Da parte mia, Davide Stefanelli E Leandro Maggi. l'augurio di un buon fine settimana. Il nostro countdown non può mai mancare assolutamente. 3, 2, 1, Chapeau, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.